Futsal Emiri che sogna in grande, la vetta vista solo 3 punti e dopo la vittoria contro il Città di Marsala sembra ancora più vicina. Ambizioni grandi anche per il Bisacquino che vuole uscire dalla zona complicata di classifica, che gira di prima memoria su Cristian Termini 1 contro 1. Cerca spazi il Ventino che scarica sul Rappa, stop, palla dentro, non ha calciato il capitano da Rinicella. Termini, deviazione, è passato, metti il pallone in mezzo! Dove c'è Pecoraro sulla sgassata di Termini, ci arriva Cristian Pecoraro, minuto 3 e 20 secondi quasi, e gli Emiri passano in vantaggio con pazienza, hanno dominato praticamente questo Tamburello, ha chiuso il varco Giuseppe Rappa, poi può andare Pecoraro che resiste di forza, a destro, incrociare e piega le mani di Vintaloro. 2-0 per il Futsal Emiri, raddoppio sempre siglato Mattia Pecoraro, il bomber di questi. Pecoraro calcia, si è allungato comunque Vintaloro che mette in calcio d'angolo. Sciacca, Rappa cerca Termi, gran controllo per saltare Rossi, poi la punta e poi Pecoraro da terra. Vintaloro ha detto di no, poi Sciacca mette in mezzo, forte tesa ancora Pecoraro, contatti in aria, però allarga mai Tamburello, è scivolato Pecoraro, Rinicella dice no, poi ancora Tamburello, 2 volte Rinicella dice di no, poi Sciacca prova ad allungare per Termini che ci cade, ci arriva Termini, prova a saltare il portiere che lo travolge e calcio di rigore per il Futsal Emiri. Ma sul pallone si è già presentato l'artefice di questo rigore. Chi si è procurato? Termini contro Vintaloro, destro, para Vintaloro e calcia addosso, poi ancora Termini in aria, che c'è sempre su questi palloni. Piano piano in Bisacchino sta uscendo, si gira molto bene la russa, pallone corto, Rossi prova ancora Rinicella. Rappa destro, deviato, palla che diventa buona per Parisi che la vuole portare sul sinistro e poi di punta la mette sotto il 7. 3-0 per il Futsal Emiri, segna anche Gaspare Parisi che va a dedicare la sua firma. Era nell'aria questo terzo gol dopo il rigore sbagliato, dopo tante occasioni. Si appoggia ancora, scambio con Tamburello, poi si riparte a Rossi. Tamburello prova il destro, Rinicella risponde. Termini. Ballo contro, gran imbucata per Sarci che tocca e sfiora il palo, gran palla di Termini. È bella anche l'idea di Sarci di andare con lo scavetto senza rischiare, si appoggia su Parisi, lui sì che rischia, però va ad aprirsi il campo con 2 dribbling dentro per Ciaramitani in mezzo. Arriva ancora Pecoraro, traversa il gol, sotto misura, gol del 4-0 e tripletta Parisi. E appoggia bene, Ciaramitaro fa passare per Parisi che ha un campo, tanto campo avanti a sé, servizio per Ciaramitaro. Parisi serve l'assist e gol del 5-0 del Futsal Emiri. Destro qui da parte di Tamburello che è la difesa di Emiri. Doppio muro. La porta è vuota e arriva il gol di Sciacca, cambio fatto malissimo dalla panchina del Bisacquino, gol del 6-0, segna Manuel Sciacca. Tamburello allarga, Sciacca ferma tutto, poi porta vuota, Salerno deposita la porta vuota per il gol del 7-0. Però non c'è il portiere, poi Salerno contro 2 resiste, la porta ancora vuota per recuperare la russa, Sciacca ancora Sciacca, la porta vuota, 8-0, ha provato a salvare la russa, gol dell'8-0 il Futsal Emiri. Adesso può allargare da Traoré, raddoppiato, cerca di girarsi, esiste un Naccari, poi gioca su Tamburello, allarga per Marino, destro in mezzo e Rossi non ci arriva. Sarci dentro, poi lo scavetto di Termini tentato, non so il portiere. Arriva il fischio, finisce qui, vincono gli Emiri, stravincono per 8-0
sul Bisacquino 3 punti che lo aiutano a avvicinarsi alla parte alta, altissima della classifica